Perfetto. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Benvenuti qui al Consiglio regionale del Veneto, al nostro evento dal titolo Dalla proposta di legge regionale al valore economico, tra scienza e politica, tra innovazione e responsabilità sociale. Evento organizzato da Essere Animali, associazione no profit per la protezione degli animali, ma che non sarebbe stato possibile senza il supporto del consigliere Andrea Zanoni di Alleanza Verdi e Sinistra, che ci ospita qui al Consiglio regionale, e con la partecipazione dei consiglieri Anna Maria Bigon del Partito Democratico, Erika Baldin dei 5 Stelle, Gio Formaggio di Fratelli d'Italia e Arturo Lorenzoni del Gruppo Misto, che voglio ringraziare allo stesso modo per essersi uniti con noi in questo dialogo sulle politiche e sul benessere animale. Bene, io sono Laura Ferrari dei Good Lobby. Anche noi, associazione no profit, che lavoriamo per ampliare i processi democratici e per promuovere la trasparenza nelle istituzioni, e che da tanto tempo collaboriamo con nostro grande piacere con Essere Animali, ma ora lascio spazio ai protagonisti di oggi e vi introduco per questo saluto iniziale il consigliere Andrea Zanoni, a cui lascio lo spazio per un breve saluto. Grazie per essere venuti qua in Consiglio regionale. Credo sia molto importante la vostra presenza per un tema di estrema attualità, il benessere animale. In Consiglio regionale noi con i colleghi di minoranza abbiamo presentato ad esempio una legge molto ambiziosa per quanto riguarda la tutela degli animali da affezione. Qui parliamo invece di animali, diciamo, che vengono allevati. C'è molta strada ancora da fare, soprattutto per rendere attuativi quei principi molto importanti previsti dalla normativa dell'Unione Europea. Mi riferisco all'articolo 13 del Trattato di Lisbona, che considera gli animali esseri senzienti, e alla più recente modifica della Costituzione italiana, che all'articolo 9 appunto ha introdotto la tutela della biodiversità e degli animali. In Consiglio regionale ci siamo occupati molto spesso anche con delle interrogazioni di sollevare questioni relative agli allevamenti in Veneto, dove purtroppo spesso sono state registrate diverse violazioni, e naturalmente ci inorridiscono situazioni come quelle di un futuro con maiali a 6 zampe per poter fare più prosciutti. Volevo ricordare che qui c'è anche il collega in aula, c'è anche il collega Renzo Masolo, che è capogruppo di AVS, con il quale appunto condividiamo molte di queste battaglie. Quindi ancora grazie per questa vostra iniziativa, perché penso sia un tema che dovrebbe essere veramente molto discusso proprio nei consigli regionali, dove si attuano le politiche agricole comunitarie e dove si decide il destino di moltissimi fondi pubblici che vanno proprio agli allevamenti intensivi, dove spesso il benessere degli animali non è, come possiamo vedere, una priorità. Quindi grazie ancora a tutti i presenti e a Essere Animali. La ringraziamo noi per aver inquadrato meglio l'argomento di oggi. Vi introduco ora la dottoressa Chiara Caprio, responsabile per le relazioni istituzionali di Essere Animali. Grazie Laura ovviamente e The Good Lobby per aver supportato l'organizzazione di questo incontro, soprattutto grazie al consigliere Andrea Zanoni e a tutti i consiglieri che hanno deciso di partecipare. Essere Animali appunto è un'organizzazione non profit, noi ci occupiamo soprattutto di animali allevati a scopo alimentare in vario modo e poi lo vedremo meglio. Ovviamente è un piacere essere qui in Veneto, perché il Veneto è una delle principali regioni per la zootecnia italiana, quindi il tema è particolarmente cruciale e attuale non solo per la sostenibilità ma anche per il futuro stesso dell'agricoltura. Quindi grazie a tutti e tutte.
Benissimo, adesso entrando nel vivo dell'evento invito qui la dottoressa Susanna Blatter di Eurogroup for Animals, Farm Animals Program Officer, che faccio venire al posto del consigliere Andrea Zanoni, prego. Chiamo Susanna per introdurre i risultati del report che avete fatto con Eurogroup for Animals, report che parte da uno studio molto articolato che cerca di comprendere la correlazione tra l'applicazione di politiche che sono improntate al benessere animale e quelli che sono poi i risultati pratici che si possono ottenere in termini di prosperità economica, non solo, ma anche proprio salute umana. Quindi chiederei a Susanna di raccontarci intanto chi è Eurogroup for Animals, quali sono le vostre attività, a che livello lavorate, ma anche di spiegarci quelle che sono le opportunità concrete che sono evidenziate nel report e quindi insomma quelle che possono essere delle politiche interessanti da suggerire ai decisori pubblici. Grazie mille, buongiorno a tutti. Mi chiamo Susanna Blattner e sono medico veterinario. Ringrazio molto gli organizzatori per l'evento e a voi per essere qui. Sono qui oggi per rappresentare Eurogroup for Animals, che per chi non lo conoscesse è una organizzazione non governativa con sede a Bruxelles che collabora con le istituzioni europee per migliorare il benessere degli animali. Eurogroup for Animals rappresenta 100 e più organizzazioni in Europa e fuori dall'Europa, tra cui anche Essere Animali, e il nostro obiettivo primario è occuparci di tutti gli aspetti del benessere animale. È anche inoltre per me un piacere essere qui oggi a parlare con voi, perché io sono veneta, vengo da Verona, quindi sono davvero lieta di poter trattare questo argomento che mi sta così a cuore con la mia regione. E oggi appunto con piacere vi esporrò alcuni dei risultati di uno degli ultimi report, di uno degli ultimi studi che è stato prodotto da Eurogroup for Animals in collaborazione con l'istituto di ricerca inglese Human Behavior Change for Life. Report che dimostra come benessere animale e prosperità economica non solo non siano in conflitto, ma possono andare di pari passo. Innanzitutto è importante sottolineare che l'opinione dei cittadini europei sul tema è chiara. Questo lo dimostrano i dati dell'ultimo Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea, i quali dimostrano che l'89% dei cittadini europei richiedano un miglioramento delle norme sul benessere animale nella loro nazione. Non è quindi un caso che quasi 3 milioni di persone abbiano aderito a due importanti iniziative dei cittadini europei, quali Fur for Free Europe e End the Cage Age, e che la Commissione europea si sia ripromessa di attuare una revisione della legislazione sul benessere animale entro il 2026. Partendo da ciò, vado direttamente ad alcuni dei risultati di questo report. Il fattore essenziale che emerge dal report è che animali con un miglior benessere animale sono più sani, sono meno stressati, hanno meno perdite e hanno una maggiore produzione. Per dimostrare questi tre aspetti ho tre primi esempi. Il primo è relativo agli allevamenti intensivi dei polli da carne. È stato infatti dimostrato che invece negli allevamenti estensivi a crescita lenta la mortalità precoce dei polli è fino al 79% inferiore rispetto alla mortalità precoce che invece si riscontra negli allevamenti intensivi a crescita rapida. Un altro esempio simile può essere relativo invece ai suini. È stato infatti dimostrato che nei suini allevati in migliori condizioni la migliore condizione di stress è altamente associata a una minore insorgenza di patologie respiratorie del suino, che per chi non lo sapesse possono costare fino a 323 euro per scrofa all'anno, quindi potete già farvi alcuni calcoli. Un terzo aspetto che ho poco fa citato è quello dell'aumento della produttività. Anche in questo caso nello studio abbiamo analizzato numerosi allevamenti ed è emerso che animali del settore lattiero-caseario con migliori trattamenti di benessere animale, con un migliore rapporto uomo-animale, sono stati dimostrati avere una produzione fino al 5% superiore di latte, con anche un maggiore apporto sia proteico che lipidico. Questi aspetti potrebbero essere già abbastanza, ma ne sorge un altro che secondo me è ancora più importante,
se vogliamo, da alcuni punti di vista, che è il forte rapporto fra benessere animale e sanità pubblica. Infatti abbiamo anche qui due esempi chiarissimi che ci dimostrano questa correlazione. L'esempio della salmonellosi innanzitutto. La salmonellosi, che è una patologia che può costare in Europa fino a 3 miliardi di euro l'anno, è stata dimostrata essere notevolmente più presente negli allevamenti intensivi. Ma il secondo aspetto è anche quello dell'antibiotico resistenza e della forte correlazione col benessere animale. Anche in questo caso è stato dimostrato che negli allevamenti intensivi a crescita di polli, in questo caso a crescita rapida, si ha un uso fino a 3 volte maggiore di antibiotici rispetto agli allevamenti estensivi. E come ben tutti sappiamo ormai, l'uso ancora troppo eccessivo di antibiotici è alla base dell'emergere di questa epidemia di antibiotico resistenza a livello sia europeo che globale. C'è un terzo aspetto poi molto importante che ci tengo a ribadire, che è il fatto che il benessere animale può andare di pari passo anche con una forte attitudine all'export. Anche in questo caso nel nostro studio portiamo 2 esempi concreti, che sono 2 nazioni quali i Paesi Bassi e la Danimarca, che sono tra le nazioni europee con una più alta esportazione di prodotti di origine animale, e ciò dimostra che anche avere norme che rispettano gli animali può essere compatibile con l'export. Come ho detto all'inizio, i cittadini europei sono a favore di questo cambiamento, lo richiedono, hanno dimostrato e continuano a dimostrare che sono disposti a spendere anche di più per prodotti che garantiscano un miglior benessere animale. Ed è per questo che è importante anche introdurre un'etichettatura che sia coerente e che aiuti anche il cittadino a poter dimostrare questa sua attitudine. Concludo quindi dicendo e riportando il messaggio principale di questo studio, che è benessere animale e prosperità economica non sono in conflitto, ma vanno di pari passo, e maggiore benessere animale vuol dire maggiore produzione, maggiore fiducia dei consumatori e maggiore sostenibilità a lungo termine. L'Europa in questo momento ha un'opportunità unica di innalzare gli standard globali di benessere animale e di guidare un cambiamento, e mi auguro che anche voi, consiglieri, possiate essere parte di questo cambiamento. Grazie. Grazie Susanna, in pochissimo tempo sei riuscita a darci degli spunti che sono davvero interessanti, su cui vale la pena comunque riflettere, anche perché appunto abbiamo visto che si parla proprio di proposte concrete che sono messe nero su bianco su questo report. E lascio ora la parola alla dottoressa Caprio, a Chiara, per spiegarci meglio qual è il lavoro di Essere Animali, quali sono i vostri valori, quali sono le attività che avete portato avanti e in particolare qual è il vostro approccio con i decisori pubblici e quali sono le policy che concretamente andate a suggerire. Grazie. Allora, come diceva prima Susanna, noi come Essere Animali siamo parte di Eurogroup for Animals, lavoriamo con loro a livello europeo, ma essendo un'organizzazione non profit basata in Italia che opera poi prevalentemente sul territorio italiano, lavoriamo molto ovviamente con le istituzioni italiane a livello nazionale, locale e ovviamente regionale. Noi non solo facciamo sensibilizzazione sul pubblico, parlando sia a chi consuma ancora carne, sia invece a chi ha fatto scelte differenti. Ovviamente noi siamo ispirati a dei valori di rispetto degli animali, crediamo fortemente nella protezione di tutti gli animali, abbiamo scelto di concentrarci sugli animali allevati a scopo alimentare perché numericamente sono gli animali più presenti proprio sulla terra, tra cui ovviamente anche in Italia, anzi come dicevamo prima il Veneto è una delle regioni maggiormente a vocazione zootecnica nel nostro paese, ed è per questo che abbiamo scelto insomma di concentrarci appunto su questo, con oltre alla sensibilizzazione ai cittadini e alle cittadine 2 filoni di lavoro che di fatto vedrete oggi, quello di cui io mi occupo personalmente, cioè le relazioni con le istituzioni, e quello di cui si occupa il dipartimento invece della mia collega che poi racconterà bene tutta la parte di corporate outreach, Caterina Pavese. Quindi lavoriamo sia con le aziende e i produttori sia con le istituzioni, perché crediamo che la chiave per cambiare un po' la situazione degli animali allevati è quella di mettere assieme tutti gli stakeholder. Non possiamo continuare a lavorare come diciamo
monadi staccate tra di noi, cioè abbiamo tutti degli obiettivi comuni, ci sono sicuramente anche obiettivi che magari ci vedono distanti, ma ce ne sono alcuni comuni ed è su quelli che bisogna iniziare a lavorare. Come diceva Susanna, ci sono già dei temi che sono all'attenzione dell'Unione Europea. Attualmente si sta discutendo la proposta della Commissione sul regolamento sul trasporto di animali vivi, ma arriverà anche quella per esempio sulla transizione ai sistemi cage free, e in questi anni ci è capitato insomma di dialogare molto anche sul tema dell'acquacultura, che è un altro settore in crescita e che riguarda le regioni italiane, tra cui anche la regione Veneto. Quindi il nostro approccio è quello di dialogare, di trovare delle soluzioni, quindi di non essere per forza ostativi o di creare polemiche o di voler discutere appunto di quelli che sono aspetti divisivi, ma di fronte a indiscutibile crisi climatica, di cui agricoltori e allevatori sono tra le prime vittime, tra l'altro, perché quando pensiamo alla siccità, al consumo di acqua, al consumo di suolo, anche la zootecnia, anche quella convenzionale che sembrerebbe più efficiente per alcuni aspetti dal punto di vista ambientale, diciamo come utilizzo di alcune risorse, ma ovviamente l'argomento è ampio e ci sarebbe molto da dire, in realtà si trova colpita anche questa, perché l'utilizzo di risorse sul territorio di fatto non è sufficiente, ci sono molti problemi poi di gestione anche degli aspetti ambientali di queste strutture, oltre che a un tema importante di cui ovviamente noi siamo portatori, proprio perché crediamo nella tutela degli animali, anche quelli allevati a scopo alimentare, crediamo che ci siano dei cambiamenti concreti che si possono fare, quindi la transizione a sistemi cage free, come è già stato fatto in alcuni settori, anche se non del tutto, e il lavoro sul benessere degli animali acquatici, che sono gli animali più allevati in assoluto, o i polli da carne, come menzionava prima Susanna, c'è tutto un impegno sul tema. Tra l'altro il Veneto ha più di 20-25 milioni di polli da carne negli allevamenti, quindi un'intensità molto forte. Quindi questo è un po' il nostro approccio e questi sono i temi di cui ci stiamo occupando, e il ruolo delle regioni per via dei fondi europei ovviamente è importantissimo. Chiara, un'ultima domanda. Menzionavi l'acquacoltura, gli allevamenti degli animali acquatici. Il Veneto è comunque una regione ricca di queste realtà. Ti volevo chiedere un approfondimento su questo e quali sono magari delle policy che si possono consigliare a livello proprio di regione. Allora, noi appunto ci occupiamo molto di animali acquatici, il Veneto ovviamente soprattutto per la produzione di trote è una regione importante, l'Italia è uno dei principali produttori europei di trote e stiamo facendo un percorso anche con altre regioni che può essere interessante anche per la regione Veneto. Nello specifico mi riferisco all'utilizzo dei fondi FEAMPA. Parlavo prima dei fondi, questo vale un po' per tutte le produzioni, ma nell'acquacultura in particolare. Ci sono fondi, e noi sappiamo perché abbiamo parlato con i funzionari di molte regioni, che non sono ancora stati messi a bando, che riguardano il benessere animale, quindi il benessere degli animali acquatici, o ci sono rimanenze. Noi abbiamo parlato con regioni ad alta vocazione per quanto riguarda l'acquacultura che oggi ci dicono: abbiamo fatto bandi e comunque non siamo riusciti ad allocare tutti i fondi che abbiamo a disposizione. Questo è un tesoretto che le regioni hanno e bisogna proporre, insieme ovviamente alle associazioni di categoria e ai produttori, dei percorsi per andare verso un innalzamento di quelli che sono gli standard. Lo dico non solo per tutelare gli animali, in questo caso gli animali acquatici, i pesci soprattutto, non hanno le stesse tutele e gli stessi meccanismi nel caso della macellazione, per esempio per lo stordimento, come gli animali terrestri. Nell'ambito dello stordimento i paesi competitor dell'Italia sono già più avanti. Paesi come la Turchia hanno dato fondi pubblici ai produttori per migliorare questi standard di benessere. Quindi i prodotti di fatto turchi, o penso anche alla Spagna, la Spagna addirittura ha dei fondi FEAMPA esplicitamente allocati agli investimenti nell'ambito degli storditori, quindi dello stordimento pre-macellazione, per garantire degli standard migliori.
tra l'altro portandosi avanti rispetto a quella che sappiamo arriverà anche qui a livello europeo, anche se il percorso è un po' più tortuoso, però ormai le evidenze scientifiche in vari ambiti, tra cui anche in acquacultura, ci dicono che, essendo esseri senzienti, serve mettere in atto delle innovazioni tecnologiche che portino il settore verso una maggiore ambizione da questo punto di vista. Oggi abbiamo conoscenze diverse, i paesi competitor, menziono anche Grecia, Croazia. Quanto pesce proveniente dalla Grecia viene venduto in Italia? Tantissimo. Si stanno portando avanti. È fondamentale che anche l'Italia faccia un percorso, soprattutto per valorizzare, per chi ancora consuma carne e derivati, ovviamente questo Made in Italy, che in quanto eccellenza dovrebbe essere veramente diverso e migliore da questo punto di vista e ambire anche ad essere migliore nella tutela degli animali, e dall'altra parte appunto a rispettare quello che oggi ci dice la scienza, e cioè che gli animali terrestri acquatici, in quanto esseri senzienti, hanno delle esigenze specifiche. Fare zootecnia non è come produrre bottiglie di plastica, ha delle esigenze specifiche. Abbiamo fatto le cose in un certo modo per tanti anni, penso all'acquacultura, ma penso anche per esempio all'utilizzo delle gabbie negli allevamenti di scrofe o galline ovaiole. Oggi abbiamo strumenti nuovi a disposizione, abbiamo fondi che ci permettono di fare ricerca, ad esempio, o di supportare direttamente le aziende. È molto importante che le regioni, essendo quegli enti pubblici che di fatto gestiscono i fondi europei per l'agricoltura e per l'acquacultura, dimostrino apertura, sensibilità e dialogo e si lavori per allocare dei fondi anche a questa transizione. Vi ringrazio per il tempo un po' carente, quindi invito qui sul palco Caterina Pavese del Dipartimento Corporate Outreach. Abbiamo visto che essere animali ha come priorità assoluta la consapevolezza e creare consapevolezza nei cittadini, nelle cittadine, dare informazioni che siano validate, ma lavora, come ci spiegava prima la dottoressa Caprio, anche con le istituzioni, e non solo, lavora anche con le aziende, con il mondo della produzione, portando una certa sensibilizzazione anche qui, e quindi lascio Caterina illustrarci anche questa parte del loro lavoro. Ah, ok, grazie. Grazie a tutti e a tutti. Io sono Caterina Pavese e lavoro nel Dipartimento di Corporate Engagement di Essere Animali. Di che cosa si occupa il nostro Dipartimento? Si occupa di lavorare con le aziende del settore alimentare per promuovere un miglioramento progressivo degli standard di allevamento per gli animali da reddito, a partire dall'eliminazione delle cause di maggiore sofferenza. Nello specifico collaboriamo con le aziende in diversi modi, supportandole per esempio nella mappatura della filiera per quanto riguarda i criteri che sono attualmente implementati, che potrebbero essere migliorati anche attraverso l'individuazione di soluzioni di filiera che possono avvenire anche sia con il supporto nel dialogo con gli stakeholder interni e esterni, ma anche e soprattutto poi nella stesura di una politica aziendale che vada a sigillare l'impegno delle aziende attraverso un impegno nei confronti della gestione efficace di quelle che sono le principali problematiche di allevamento degli animali, delle specie di cui poi la politica va nello specifico a trattare. E qualora poi questa politica aziendale venisse resa pubblica, è anche nostro interesse supportare le aziende nel valorizzare questi impegni attraverso una comunicazione dell'impegno preso dalle aziende sui nostri canali di comunicazione e i nostri social media, proprio per rendere l'impegno più visibile anche ai consumatori. Le specie di cui ci occupiamo in tema di benessere animale sono principalmente 3, e sono quindi i polli da carne, i pesci d'allevamento e i suini, tutte e 3 specie che sono anche largamente allevate in Veneto. Nello specifico dei polli da carne, il nostro lavoro consiste nel supportare in Italia la richiesta dello European Chicken Commitment, che si tratta di una serie di criteri minimi che vanno ad affrontare quelle che sono le principali problematiche di benessere dei polli da carne, a partire per esempio dall'eliminazione delle razze a rapido accrescimento o dalle densità elevate. Entrambe queste problematiche ampiamente confermate anche dalla recente opinione scientifica dell'EFSA.
Sono già più di 300 le aziende del settore alimentare che in tutta Europa hanno già aderito allo European Chicken Commitment. In Italia nel settore del retail abbiamo Carrefour, Cortilia e Italy, nel settore produttivo invece abbiamo Fileni. Recentemente possiamo condividere con voi anche una notizia molto incoraggiante, ossia che il principale produttore di polli francese nonché europeo, il gruppo LDC, ha recentemente aderito all'ECC, rendendo di fatto questa richiesta in termini di riferimento principale per quanto riguarda il benessere animale nell'allevamento convenzionale del pollo. Per quanto riguarda invece pesci d'allevamento, come anticipato prima la mia collega Chiara Caprio, abbiamo individuato come tema di elemento di benessere animale prioritario il lavoro sullo stordimento e l'abbattimento. E infatti con le aziende noi lavoriamo per promuovere un'adozione di metodi di abbattimento e di stordimento-abbattimento efficaci che risparmino ai pesci la sofferenza al momento della macellazione e che comprenda l'inserimento di questo criterio fondamentale all'interno di un impegno pubblico e di una politica aziendale. Anche in questo caso ci sono molti esempi incoraggianti di aziende che hanno già pubblicato delle politiche aziendali in linea con dei criteri di stordimento-abbattimento efficaci, tra cui il principale produttore di branzini orate in Europa, il gruppo Avramar, il principale produttore di trote in Europa, il gruppo Acqualanda, e altre insegne del retail sia all'estero che in Italia. L'altra specie di cui ci occupiamo sono appunto le scrofe e i suini da carne, e anche per quanto riguarda questi animali d'allevamento abbiamo individuato gli elementi prioritari su cui chiediamo alle aziende di impegnarsi attraverso la pubblicazione di una politica aziendale che includa come criterio principale quello dell'abbandono dell'utilizzo delle gabbie per le scrofe, problematica molto sentita a livello dei cittadini europei anche attraverso l'iniziativa End the Cage, che ha dimostrato come chiedano un maggiore impegno da parte delle istituzioni e delle aziende per eliminare le gabbie anche per le scrofe, e altri criteri importanti come il divieto di ricorso alle mutilazioni e l'accesso ad arricchimenti ambientali, entrambi due elementi che sarebbero già coperti dalla direttiva europea che purtroppo è ancora disattesa in molti casi. E a questo abbiniamo anche una richiesta che riguarda l'utilizzo responsabile degli antibiotici, che è l'unica effettiva misura che permette poi di contrastare il fenomeno dell'antibiotico resistenza. Per quanto riguarda poi questa specie abbiamo degli impegni in Italia da parte di aziende italiane, 3 in particolare, a cui abbiamo chiesto di raccontare attraverso le loro parole che cosa consiste il loro impegno e quali sono i benefici concreti che hanno apportato nella loro produzione. E queste aziende hanno condiviso con noi una dichiarazione scritta di cui vi leggo alcuni estratti qui, però sulla slide potete trovare l'intero intervento. E la prima azienda che ha condiviso con noi questa dichiarazione è l'azienda Bompieri, che è un produttore di suini con strutture a Mantova, che ha voluto condividere con noi la loro esperienza di transizione verso sistemi di allevamento senza gabbie. Bompieri dice: la nostra azienda ha fatto un passo importante in cui crede profondamente, sia a livello professionale che personale, verso il miglioramento delle condizioni di vita dei propri animali allevati, investendo nell'eliminazione delle gabbie per le scrofe sia in gestazione che in sala parto. Questa scelta, che ha richiesto un investimento significativo, ha portato a un grosso miglioramento delle condizioni di vita delle scrofe. Tutto ciò è stato possibile anche grazie a un'attenta formazione del personale, e che ha concesso che le iniziali sfide siano state trasformate in un'opportunità per una gestione più efficace degli animali e del loro benessere. Questo nuovo approccio vuole avere anche l'ambizione di rafforzare la salute e il benessere degli animali e, pertanto, di ottenere risultati produttivi migliori, nonché la sostenibilità delle pratiche aziendali, la competitività sul mercato, soprattutto in ambito internazionale, dove la sensibilità per il benessere animale è sempre più alta. La seconda azienda che ha condiviso con noi una dichiarazione è l'azienda Fumagalli, che è locata in provincia di Como e ha allevamenti sia in Lombardia che in Piemonte, ma anche in Veneto. Dice Fumagalli: da oltre 20 anni la nostra azienda pone il benessere animale al centro della propria filiera, adottando pratiche innovative come allevamenti con spazi adeguati, parto senza gabbie e lettiera in paglia, che permettono ai suini di esprimere i propri comportamenti naturali. Per noi il benessere animale, oltre ad essere una scelta etica fondando sulla convinzione che anche in un contesto industriale
gli animali debbano poter esprimere le loro attitudini naturali è anche una scelta strategica. Investire in questo approccio, pur comportando costi iniziali più elevati, genera nel lungo periodo vantaggi economici, competitivi, ambientali e di sostenibilità. Questo ci consente di competere con successo nei mercati esteri più sensibili a queste tematiche, come per esempio citano il Regno Unito, la Svezia e la Norvegia, che sono tra i nostri principali clienti. Continua l'azienda. Trasmettere questi valori ai consumatori non è sempre semplice, ma crediamo fermamente che il futuro dell'alimentazione vada in questa direzione. Pertanto riteniamo fondamentale che i consumatori siano messi nelle condizioni di compiere scelte consapevoli, grazie a un'informazione chiara e accessibile. Per questo auspichiamo che l'Unione Europea introduca una legislazione più rigorosa e uniforme sull'etichettatura dei prodotti, capace di distinguere chiaramente i diversi livelli di benessere animale e di sostenere aziende virtuose. E concludo la presentazione con la dichiarazione di Filiera Amadeo, che è un'azienda locata in Calabria, nella provincia di Crotone, che voleva condividere la storia e il percorso cage-free della propria realtà. Il gruppo Amadeo oggi è molto più di una semplice azienda, è la storia di una famiglia che più da 40 anni porta avanti con passione la cultura gastronomica calabrese. L'azienda non è solo un'impresa, ma è una vera e propria missione, dimostrare ossia che dalla Calabria possano nascere eccellenze capaci di competere con i grandi nomi internazionali, senza mai perdere l'autenticità. Il gruppo oggi rappresenta una realtà consolidata nell'ambito agroalimentare di qualità e presta particolare attenzione alla sostenibilità e valorizzazione delle razze autoctone come il suino nero calabrese e il suino bianco DOP. La nostra politica aziendale, continua l'azienda, si basa sul rispetto del benessere animale che grazie al metodo Amadeo ha raggiunto standard molto elevati. Il benessere di suini è alto per tutte le varie categorie di animali allevate dalla nostra azienda e prevede l'utilizzo, lo standard di eliminazione delle gabbie sia in fase di gestazione che di allattamento, le lettiere in paglia e l'accesso all'aperto, il divieto di mutilazioni come il taglio della coda e la limatura e la troncatura dei denti. E per queste ragioni, conclude l'azienda, le nostre scelte sono profonde e radicate e nascono dalla convinzione che il benessere animali e la natura siano valori imprescindibili, come lo è anche il rispetto della tradizione culturale familiare delle aziende italiane. Grazie mille. Grazie Caterina. Grazie Caterina. Abbiamo previsto un breve momento per confrontarci con i consiglieri che abbiamo invitato. Purtroppo il tempo è poco, quindi vi chiediamo di essere un po' sintetici. Invito quindi subito il consigliere Arturo Lorenzoni del gruppo misto. Grazie. Se vuole venire qui vicino a me, come preferisce. Buongiorno a tutti, grazie. Grazie di questo stimolo, di questa testimonianza, di questa presenza molto importante. Io pensavo, finché parlavate, mio padre diceva i cani non entrano in casa. Cioè, lui era cresciuto con questa idea. Oggi pensare che i cani, voglio dire, abbiamo molti più cani che bambini, quindi quanto è cambiata la sensibilità nell'arco di una generazione e quanto sta cambiando. E quanto ancora è viva l'idea che un allevamento è una fabbrica di proteine per alcuni. Cioè non è che siano animali, cioè bisogna fabbricare proteine. Ecco, è una sensibilità che per fortuna sta cambiando grazie anche agli stimoli che voi ci date, e questo credo che debba cambiare in maniera importante. E l'avete testimoniato bene. Non è solo l'interesse dell'animale, è l'interesse anche nostro, dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista del benessere, di relazionarsi con gli animali che sono parte del nostro mondo, del nostro ambiente. Quindi credo che il lavoro che avete presentato oggi sia importantissimo. Noi purtroppo, e guardo il collega Renzo Masolo con cui abbiamo presentato una mozione che ci è stata tristemente cassata, abbiamo cercato anche di portare all'attenzione del Consiglio questi temi, devo dire con scarsa soddisfazione per il momento dico, perché secondo me è una sensibilità che sta cambiando, non dobbiamo arrenderci di fronte a questi piccoli passi falsi. Per cui ecco, grazie davvero del lavoro che fate, la disponibilità da parte nostra a sostenere questo percorso c'è tutta, e dateci stimoli perché noi li porteremo senz'altro all'attenzione dell'istituzione. La ringrazio moltissimo.
Invito il consigliere Gioformaggio di Fratelli d'Italia a raggiungermi qui. Non prendere paura. No, mi ha detto di lasciarti il posto, No, ma lasciare metto qua che mettiti là, che così sarò. te prendo da vicino. Sarò veloce. Grazie dell'invito. E mi è piaciuto molto ascoltarvi. E io vengo da un partito che insomma ha appena fatto in modo che il benessere animale non entrasse nel mondo della caccia, non entrasse nel mondo degli allevamenti e si fermasse agli animali da affezione. Nel senso, penso che non serva essere di destra o di sinistra per dire che non va abbandonato un cane, non va maltrattato un gatto, non vanno fatte insomma queste cose qua. Però io sono qui oggi, la mia sarà una voce fuori dal coro, no? Per difendere gli allevamenti del Veneto, perché io vengo dalla campagna e ho tantissimi amici che hanno mucche da latte, tori da carne, hanno galline, insomma hanno di tutto, perché fortunatamente il Veneto è ricco, ha una grande tradizione di questi allevamenti. Vi ricordo che il Veneto dopo la guerra era un paese dove si soffriva la fame e adesso arrivare ad essere i produttori numeri 1 in Italia per quanto riguarda carne sia bianca che rossa e altre cose, penso sia un motivo di vanto. Prima ho sentito la Presidente che fa anche quelli che mangiano carne, come fossimo dei bestemmiatori in chiesa. Presidente, sono la maggioranza. Adesso a me è piaciuto, nel senso, mi sembra il mondo delle favole, no? Perché, però voglio crederci, voglio darvi una mano su questa cosa qua, perché nessuno ha intenzione di maltrattare gli animali o fare qualcosa contro gli animali, perché tutti gli allevatori che conosco io vogliono bene alle proprie mucche, ai propri polli, eccetera. Però dobbiamo essere anche razionali e sapere che se ci sono gli allevamenti, sono allevamenti per fare del profitto. E allora quello che mi piacerebbe, e ve lo lascio come la piccola cosa che può lasciarvi Gioformaggio oggi, mi piacerebbe che vi impegnaste molto sulla carne suina che arriva dai paesi dell'est e ci fa una concorrenza spietata, ai nostri prosciutti e ai nostri allevamenti. Perché io voglio raccontare una favola bella degli allevamenti in Veneto, perché li conosco bene, ci sono dei professionisti e poi io faccio marketing. Il marketing che deve essere fatto al Veneto deve essere un marketing positivo, perché non abbiamo nulla a invidiare. Ho sentito prima che si parlava di Francia, Belgio, Olanda, non abbiamo niente da invidiare come trattiamo gli animali da macello, verso questi paesi. Perché è vero che il collega Lorenzoni ha presentato assieme agli altri di minoranza delle mozioni sul benessere animale, anche da allevamento. Però quando andiamo contro al PIL degli allevatori e di chi vive di carne e di allevamento in Veneto, bisogna scegliere da che parte stare. E allora, grazie dell'invito, però secondo me l'approccio è sbagliato, perché dire c'è ancora qualcuno che mangia carne, no, chi mangia carne è la maggioranza assoluta in Veneto, in Italia e anche in Europa. Grazie. Grazie del suo contributo. Lo spirito di questo evento era proprio anche mettere insieme delle voci diverse, dei pensieri diversi. Comunque sappiamo che il Veneto ha un appuntamento importantissimo, le elezioni di novembre 2025. È giusto fare informazione, fare anche vedere opinioni diverse che in alcuni casi possono anche trovare un terreno comune, ma comunque insomma
sono tutti modi per informare i cittadini, gli elettori e renderli consapevoli di quello che poi sono, che è il loro voto, insomma la loro espressione di democrazia. E vorrei invitare ora la consigliera Anna Maria Bigon del Partito Democratico. Non devi tendermi, no, assolutamente. Grazie per l'invito e per la relazione del report che avete fatto. Io mi occupo tantissimo di sanità, difendo ovviamente anch'io gli allevatori, come credo tutti noi difendiamo tutte le attività. Dobbiamo anche però prendere atto delle malattie che vengono trasmesse a causa degli allevamenti intensivi. E occupandomi appunto tanto di sanità, questo mi ha un po' fermato nella riflessione, ovviamente insieme a tutto il resto, però questa è una cosa che dobbiamo prendere in considerazione e parto dal presupposto che il benessere animale è anche il nostro benessere. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto. E siccome che in Veneto ci sono tantissimi allevamenti intensivi, io credo che dobbiamo partire da qua, proprio per creare una situazione migliore e anche prospettare, visto che tutte le imprese, le attività ovviamente lo fanno anche per avere un guadagno. Io sono figlia di agricoltori, mio papà un allevamento, per cui conosco bene la situazione, di cosa si parla. Io credo che gli agricoltori debbano essere tutelati, sicuramente. Dobbiamo anche prevedere degli incentivi quando magari adottano delle regole migliorative della situazione, perché no, ci mancherebbe altro, dobbiamo assolutamente prevederlo, come dobbiamo anche prevedere un piano regionale per benessere animale. Io credo che la regione dovrebbe partire da qua e anche una filiera corta, biologica. Ci sono tantissimi elementi che noi possiamo mettere in atto, da una parte cercando di limitare quelle che sono le malattie, perché è una questione sanitaria, degli allevamenti intensivi che vengono trasmessi alle persone, e nello stesso tempo per aiutare gli allevatori nella tutela di un lavoro che può essere ancora migliore di quello che ora stanno facendo. Per cui io vi ringrazio per i dati che ci avete dato e per aver organizzato questo convegno. Grazie. La ringraziamo. Chiamo la consigliera Erika Baldin del gruppo 5 Stelle. Ecco. Grazie appunto di essere qui, del lavoro che state portando avanti, che condivido naturalmente. Noi vogliamo veramente bene a tutti gli animali, non solo a quelli di affezione, perché sembra quasi ci sia questa disparità, questo discrimine tra il cane, il gatto oppure l'animale d'allevamento. Io penso che in tutti i casi vi debba essere un'attenzione al benessere degli animali. Questo anche per quello che diceva la collega Bigon, quando non vengono rispettate alcune norme anche di igiene legate al sovraffollamento all'interno degli allevamenti, soprattutto intensivi, poi si possono scatenare quelle zoonosi, quelle malattie che ci vengono poi trasmesse, quindi diventa un problema anche di salute per l'uomo. Io stessa ho fatto una mozione proprio per venire incontro a quello che state dicendo voi sul benessere animale, sugli allevamenti intensivi, per fare in modo che vi sia una moratoria anche di quelle che sono le autorizzazioni, proprio perché penso che il Veneto, come testimoniano i dati, ha il maggior numero di allevamenti intensivi sulle specie, diciamo, volatili, quindi tacchini, polli, eccetera. Di questo stiamo parlando. Credo che non vi sia bisogno ulteriore di implementare questo tipo di attività. Uno squarcio è stato fatto dal docufilm Food for Profit, che sicuramente
tanti di noi hanno visto e rivisto, come la sottoscritta, e a seguito di questo, anche se diciamo qualcosa c'era già noto da ricerche fatte, video, insomma tutti siamo abili navigatori dell'online, proprio grazie al lavoro fatto da Giulia Innocenzi e ai suoi collaboratori si è aperto questo squarcio sulla realtà di alcuni allevamenti che interessano anche la nostra regione, il nostro Veneto, in particolare da lì si partiva dal Polesine, e non possiamo, credo, rimanere inerti di fronte a quello che ci è stato mostrato, a quello che abbiamo visto purtroppo succedere, e anche alla commistione, lobby politica, perché anche a livello di Parlamento europeo abbiamo visto come sia facile cadere in certe trappole e purtroppo, insomma, a livello politico è successo questo, per cui noi siamo da una parte, diciamo, opposta a quello che si è fatto e che è stato dimostrato nel docufilm di Giulia Innocenzi. Noi siamo per il benessere di tutti gli animali e crediamo che oggi sia doveroso da parte di questa giunta regionale o della prossima, insomma, visto che siamo alla fine della legislatura, prendere spunto anche da quelle che sono le iniziative di alcuni comuni. Parliamo dei comuni, ad esempio, della Riviera del Brenta, che hanno predisposto delle linee guida proprio per i futuri allevamenti della zona per il benessere animale. Ecco, questo vorrei fosse messo all'ordine del giorno, se non di questo Consiglio, ma del prossimo. Ci spero ancora. Grazie per il suo contributo. Se ci concedono ancora qualche minuto facciamo concludere il consigliere Andrea Zanoni, che ringraziamo ancora moltissimo per averci ospitato, per aver permesso questa iniziativa. Lo faccio da qui, da seduto. Credo che sia stata un'iniziativa veramente importante perché appunto ci ha consentito anche di sentire delle posizioni diverse, anche quella del collega Giafformaggio ad esempio. Ecco, volevo ricordare che sì, in Veneto c'è sempre stata la tradizione dell'allevamento, però questo sistema di allevamento intensivo che viviamo, al quale assistiamo in questa epoca, è sicuramente qualcosa di molto particolare, dove il profitto è messo al vertice dell'obiettivo, ma il benessere animale fa fatica ad essere tutelato. Tant'è vero che iniziative come queste nascono proprio perché questo modo di allevare gli animali è un modo piuttosto disumano. Io ricordo ancora 13 anni fa al Parlamento europeo ero uno dei promotori della campagna 8 Hour, ovvero un limite di 8 ore per il trasporto animali. Sono passati 13-14 anni, ma ancora in Unione Europea non abbiamo questo limite. Si parla dei trasporti di animali vivi. Io ho seguito dei casi veramente apocalittici di pecore e di mucche trasportate dalla Spagna fino a, mi pare, Israele o il Libano, cioè cose incredibili quelle che venivano descritte dalle denunce delle associazioni di tutela degli animali. Ricordiamo che è comunque, lo hanno ricordato bene, un vantaggio per tutti, anche per chi consuma carne, è quello di avere degli allevamenti dove il benessere animale viene rispettato, perché tutto naturalmente si ripercuote poi anche sulla qualità di quello che arriva nei piatti dei cittadini che mangiano la carne. Credo che l'impatto che questi allevamenti hanno sia un impatto poco sostenibile. Voi sapete che è stata fatta anche una direttiva comunitaria sui liquami e sulla modalità di distribuzione, proprio perché hanno questo impatto, per non parlare poi anche dell'impatto inquinante e di inquinanti climalteranti. E non da ultimo il fatto che questi allevamenti, possiamo dirlo tranquillamente, si sostengono grazie ai fondi pubblici, ai fondi dei cittadini. Quei cittadini che pagano, a proposito di malattie, anche tutti quegli animali che vengono uccisi quando viene rilevata una determinata malattia e partono gli ordini di abbattimento. Ecco, qui
milioni di animali che sono stati uccisi anche negli ultimi 4 o 5 anni in Veneto in seguito a casi di aviaria e altre malattie, sono animali che creano perdite di guadagno e prevedono dei risarcimenti pubblici. Quindi sicuramente un sistema da rivedere, un sistema che a mio avviso resta insostenibile. È bene che ci siano associazioni come la vostra che tentano di portarlo, sicuramente con grande fatica, nelle istituzioni a livello regionale e nazionale, ma soprattutto comunitario, dove queste leggi poi vengono scritte e valgono per tutti gli Stati membri. Vi ringraziamo tutti e tutte per la vostra partecipazione. Arrivederci.